Sono dimensioni imponderate in seguito a una vicenda che va avanti da un po' di tempo relativa a una mia incompatibilità di ruolo. Siamo arrivati alla fine ad avere da parte dell'amministrazione un parere di un professionista del settore, uno studio di Padova, in cui essenzialmente si viene a ribadire che quanto dai miei legali formulato non è stato smentito, mentre invece sono state smentite le ipotesi segnalate dal Ministero dell'Interno e quanto indicato dal segretario comunale del Comune nel corso dello scorso Consiglio Comunale. Perché quindi le dimissioni? Soprattutto in un periodo in cui le dimissioni sono così rare nell'ambito politico italiano, perché sono state ponderate dal fatto che dovrei intraprendere oggi un'azione presso il Tribunale che ai cittadini è già costata quasi 5.000 euro, che potrebbe costare a me una cifra a 4 zeri, che potrebbe corrispettivamente costare così anche alle casse del comune e quindi ai cittadini, e quindi decido di credere in quello che è stato detto e che quindi la ventilata ipotesi di incompatibilità non sia esistente. Mi dimetto e mi dedico essenzialmente al volontariato, che è quello della mia associazione Rugby Piave, dove insieme ai miei collaboratori portiamo avanti quello che è l'inserimento dei giovani all'interno dello sport. In primis auguro loro un buon lavoro, nel senso che se ne va Spinelli dal Consiglio Comunale, ma rimane la tua Pieve e i gruppi di opposizione che stanno lavorando in maniera unita da diverso tempo, e quindi ringrazio soprattutto i consiglieri dell'opposizione che hanno garantito un'azione veramente efficace nei confronti di quando sta facendo questa amministrazione. Poi cosa volete? Fra un anno e mezzo ci sono le elezioni, ci ritroveremo fra un anno e mezzo con delle nuove compagini, saremo ancora attivi. Non è il problema che Spinelli rimanga nei banchi del Consiglio Comunale, visto che viene riunito pochissime volte all'anno, visto che le commissioni in cui si interagisce e si affrontano i problemi della cittadinanza non sono mai convocate o molto di rado. È facile fare più politica anche fuori dal Consiglio Comunale, è logico, manca una carica, però quella che è l'azione che mi sento di intraprendere continuerà a rimanere, anche perché poi i frutti della mala amministrazione di questa amministrazione si continuano a vedere, quindi non c'è bisogno che qualcuno li ribadisca ulteriormente.